sono chiamati i guardiani somali delle fattorie, dirigono allineando le donne con un filo teso che consente una regolare messa a dimora dei sevi. Lebbra, malaria, febbre gialla, piaghe tropicali sono le calamità di questa terra. Il primo pensiero del concessionario fu quello di costruire un ambulatorio, aiutato dal governo, che all'organizzazione sanitaria in Somalia ha sempre dedicato le voci più importanti del bilancio. Non dobbiamo dimenticare che oggi l'Italia in Africa è all'avanguardia tra tutte le nazioni colonizzatrici. I somali hanno compreso che noi siamo tornati nel continente africano solo per portare a termine una missione di civiltà, per collaborare con le popolazioni locali a rendere abitabili queste regioni, per liberarle con la profilassi moderna da malattie terribili e mortali, ma soprattutto per rendere feconda questa terra, che se coltivata razionalmente può dare raccolti insperati. È un impegno questo che il governo e il popolo italiano si sono assunti davanti al mondo e la fiducia che ci è stata accordata non andrà certamente delusa.